già dall'infanzia le enormi distese di ghiaia quando si passava il ponte o a Spilimbergo, in particolare poi ancora a Todroico. Quindi il fascino di queste enormi distese di ghiaia, spesso prive di acqua, ma che comunque catturavano la mia attenzione e nascondevano la vita che poi ho avuto modo di studiare poi successivamente. E poi i bagni estivi dell'adolescenza. Un fiume di storie, racconti da e per il tagliamento, a cura di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Francesco Boscutti è botanico e ricercatore presso l'Università degli Studi di Udine. Si occupa degli effetti dei cambiamenti climatici sulle specie e sulle comunità vegetali. Ma il fiume dal punto di vista di una pianta è un ambiente in cui da una parte c'è una grande difficoltà a sopravvivere, perché abbiamo piene durante le fasi primaverili e quelle estive, che sicuramente mettono a dura prova le piante che non possono muoversi, non possono scappare quando arriva la piena del fiume, ma devono resistere finché vengono eradicate. E quindi c'è questa sfida continua della pianta. Tra l'altro non molte piante riescono a sopravvivere in queste condizioni, e quindi le piante che si sono meglio adattate nel tempo, con l'evoluzione, con gli adattamenti, quindi nel tempo profondo, quello che riguarda l'evoluzione di milioni di anni, oggi riescono a sopravvivere in questo ambiente senza grossa competizione con altre specie. Che cos'è la vegetazione riparia e qual è il suo ruolo ecologico? Allora, per vegetazione riparia si rappresentano tutte quelle comunità vegetali. Noi che ci occupiamo di botanica parliamo delle piante con dei termini che possono essere anche un po' difficili da comprendere se facciamo dei paragoni poi con la nostra società. Cioè, qui parliamo di comunità nel senso in cui le piante in un determinato territorio, in base alla tipologia di suolo, l'acqua disponibile, il sole, l'ombreggiamento, si organizzano e vivono assieme in quelle che vengono chiamate comunità. Cioè tante specie, piante diverse vivono in un determinato territorio. La vegetazione riparia è quella che vive in contatto con la dinamica del fiume, quello di cui accennavo prima, cioè il fatto che il fiume porta a diversi livelli d'acqua a cui queste piante si devono adattare. Queste comunità hanno un ruolo importantissimo dal punto di vista della conservazione della biodiversità, quindi dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista proprio delle funzioni ecologiche e anche funzioni importanti idrauliche nella regolazione di questi flussi nei confronti anche della nostra società. Il ruolo ecologico è quello che si può collegare al concetto di servizio ecosistemico, ovvero gli ecosistemi, questa vegetazione ripariale, forniscono a noi, anche spesso noi siamo inconsapevoli di questi servizi, dei vantaggi. Ad esempio, la vegetazione riparia, come ho detto, può attenuare in caso di piena
l'effetto di queste piene. Allo stesso tempo la vegetazione riparia sempre ha una grossa capacità di attenuare i nutrienti che scorrono nelle acque, spesso eutrofizzate, cioè arricchite di nutrienti dal paesaggio circostante. Così come sono in grado anche di mitigare gli effetti dell'inquinamento, inquinamento atmosferico, inquinamento del suolo. E come dicevo, però, il ruolo fondamentale è quello di poter ospitare un'enorme biodiversità, sia di piante sia di animali. Che cosa si intende con dinamica fluviale? Su un fiume, quello che cambia notevolmente di anno in anno, di stagione in stagione, da un giorno all'altro all'interno della stagione, quando abbiamo la stagione delle piene, è tutto. Voglio dire, quando arriva una piena, una pianta che sta in un determinato luogo può essere completamente eradicata, così come anche il suolo. Allora a quel punto un suolo nuovo di ghiaia, in questo caso se parliamo del greto del fiume, di ghiaia nuda, potrà cominciare ad essere ricolonizzata pian piano dai semi e dai frutti che sono stati trasportati. E quindi qui cominciamo a vedere quello che viene definito un mosaico fatto da tante piccole tessere, cioè piccole comunità vegetali che si muovono sul greto del fiume. Perché le condizioni cambiano, cioè il fiume che un anno correva in una direzione, con i canali in una direzione, l'anno successivo si sposta e quindi queste condizioni cambiano le specie, le piante che possono vivere in queste condizioni, e quindi questo che viene definito un mosaico è un mosaico dinamico, e quindi ogni anno la vegetazione può cambiare oppure può rimanere la stessa ed evolvere nel tempo, creando così qualcosa di unico e irripetibile che si modifica nel tempo. Dunque è corretto dire che in un certo senso le piante si muovono? Le piante si muovono, sì, non si muovono così come si muovono gli animali. Ci sono molti animali che frequentano anche la vegetazione ripariale, il greto del fiume. E, come dicevo prima, questi possono adattarsi alle condizioni, cioè arrivano a piena, possono scappare, soprattutto gli animali superiori. Le piante questo non lo possono fare. Però quello che possono fare è sfruttare i metodi di dispersione dei propri semi, dei propri frutti, ma alcune piante si frammentano, e così come un sapiente contadino può, frammentando una pianta con delle talee, riprodurre altri individui, anche qui alcune piante del tagliamento sfruttano questa capacità. Quindi arrivano a piena, o i semi vengono trasportati, o addirittura appunto parati di piante che sono in grado per frammentazione di riprodurre altri individui, e questo garantisce alle piante di poter sopravvivere a questo ambiente così dinamico, e allo stesso tempo è il meccanismo con cui queste piante si spostano da un'isola all'altra. La maggior parte delle piante che crescono sulla riva del tagliamento sfruttano l'acqua come mezzo di dispersione dei propri semi, dei propri frutti, così come anche dei propri propaguli vegetativi, bulbi, rizomi, eccetera. Altre possono però ricorrere anche ad altre strategie, cioè utilizzando il vento o gli animali che frequentano queste barre fluviali, attaccandosi al vello, ad esempio, di un capriolo, di una lepre, e spostandosi da una barra all'altra. Quindi le piante si muovono, sì, ed è importantissimo capire che soprattutto in questo ambiente così dinamico, così mutevole, in condizioni di, come dicevo, anche con dei cambiamenti repentini, questi meccanismi di dispersione, quindi di movimento delle piante, sono fondamentali per il funzionamento dell'ecosistema. Lei ha citato questi frammenti di individui che si sparpagliano, quindi possiamo dire che è un po' come se ci fosse lo stesso individuo che si diffonde in più punti? Sì, le piante sono degli esseri ben adattati alla vita sulla Terra, alla vita sedentaria, ovvero, come dicevo,
si possono spostare, quindi si devono ingegnare in qualche modo per aumentare le proprie capacità riproduttive. E quello che viene definita è la riproduzione vegetativa o riproduzione clonale. Ci sono alcune specie che sotto il terreno creano delle strutture, dei fusti allungati che crescono sotto il terreno e che possono in qualche modo far sì che lo stesso individuo si allarghi in superficie. Poi questi fusti possono interrompersi e dare origine ad altri individui che però sono identici dal punto di vista genetico rispetto alla pianta madre che l'ha generato. Questo concetto è stato sfruttato poi anche ad esempio dai contadini. Se voi coltivate le fragole, sapete benissimo che piante di fragole cominciano ad allargarsi, si dice, cioè utilizzano dei fusti, in questo caso stanno sopra il terreno, si chiamano stoloni, e la pianta salta da un posto all'altro creando nuove plantule partendo da una pianta madre. Questa è una strategia che ambienti in cui una piena può rompere un cespo di una pianta e portarne un frammento dall'altra parte, eccetera. Allora, in questo caso, questa strategia può essere molto utile per sopravvivere in questo ambiente così difficile. Ma è una strategia che si trova comunemente anche in altri ambienti e che utilizzano le piante rispetto agli animali. Tornando a parlare di comunità vegetali presenti sul tagliamento, quali sono quelle per lei più interessanti? Il tagliamento nella sua lunghezza attraversa diversi sistemi ecologici. Partiamo dalle sorgenti, Passo della Mauria, per arrivare all'Alto Adriatico, no? Quindi alla foce. E in questo cambiamento dalla montagna alla pianura fino alla costa, chiaramente dà origine anche a molte e diverse comunità vegetali. Sono tutte molto interessanti e importanti. Sono un po' sacrificate quelle della parte bassa del tagliamento, dove il tagliamento è stato costretto all'interno degli argini, no? Nella zona dei meandri, dove ci sarebbero delle comunità molto interessanti. Le comunità per cui però forse il tagliamento ci viene invidiato da buona parte dell'Europa sono quelle delle barre fluviali, cioè di questi isolotti in mezzo alla ghiaia del tratto medio del tagliamento, voglio dire, soprattutto il tratto che va dalla piana di Osoppo fino a Codroipo o poco più giù. Ecco, in quest'area c'è un paesaggio vegetale arricchito anche da terrazzamenti che hanno ancora le testimonianze di un antico utilizzo silvopastorale dei terrazzamenti di tagliamento. Sto parlando dei magreti, degli importanti magreti. In quest'area sicuramente la biodiversità, la presenza di alcune specie di particolare interesse conservazionistico, sto parlando di piante, sto parlando anche di animali che frequentano queste barre, effettivamente le rende uniche, e le rende uniche non tanto perché il tagliamento sì è unico nella sua magnificenza, ma anche perché purtroppo da altre parti in Europa
esistevano queste tipologie di habitat, queste zone erpariali, e oggi però sono state, soprattutto con le opere idrauliche degli anni 70, sono scomparse. Ed è il motivo per cui molti scienziati europei vengono a studiare proprio queste comunità delle barre fluviali per capire come poter ripristinare, cioè recuperare questi habitat anche nei loro paesi. Documentandomi per questa intervista mi sono imbattuta in un'espressione curiosa, ossia le piante del tagliamento sono una palestra didattica. Ma in che senso? Nel senso che è perfetto, è un luogo perfetto per vedere nella pratica molte cose di cui si discute durante un corso di botanica, di ecologia, di zoologia, e in un territorio così ristretto, piccolo, si possono capire molte cose. Quindi dal punto di vista didattico è una palestra perfetta, e noi ce ne siamo accorti e lo sfruttiamo da questo punto di vista, e pensiamo anche che ci sia solo uno sfruttamento, ma che ci sia anche un'ottima opportunità per poter condividere anche i valori di cui abbiamo parlato finora del tagliamento, no? Con gli studenti, con quelli che speriamo domani possano avere anche la capacità di poter prendere giuste decisioni nell'ambito della conservazione della biodiversità e dell'integrità del fiume. Noi abbiamo avuto diverse esperienze all'interno dei nostri corsi universitari, ma anche negli ambiti della consapevolezza e della condivisione in maniera un po' più ampia con la società. Ma di un'esperienza volevo parlare un po' più particolare, che è un'attività che facciamo assieme ad altre università europee. In particolare abbiamo come partner l'Università Svizzera, l'Università di Zurigo delle Scienze Applicate, abbiamo un'università polacca, l'Università di Bydgoszcz, abbiamo un'università tedesca di Eberswald, vicino a Berlino, che dedicano assieme a noi una settimana a giugno di studi proprio sul tagliamento. Quindi abbiamo 40 ragazzi che tornano assieme e condividono le proprie esperienze nella foresteria di Panuzza, e che durante questa settimana visitano i luoghi del tagliamento e fanno dei rilievi proprio per capire come la vegetazione, il suolo e altri processi ecologici cambiano dalla parte montana alla parte planiziale del tagliamento. Questo è un programma che abbiamo attivato l'anno scorso, anche se in realtà con l'Università di Zurigo sono 10 anni, più di 10 anni che facciamo delle attività simili sul tagliamento, e all'interno del programma di scambio Erasmus, famoso programma di scambio Erasmus della comunità europea, e serve agli studenti proprio per avere questo contatto e per poter approfondire in maniera pratica le competenze all'interno dei corsi di scienze ambientali che frequentano. E allo stesso tempo è una grande esperienza perché condividono anche le loro conoscenze, le loro esperienze con realtà e paesi diversi. Aggiungo anche il fatto che sì, su questo tagliamento poi possono avere anche dei bei ricordi da portare a casa, così come si parlava all'inizio della trasmissione. Sicuramente il tagliamento lascerà qualcosa a questi studenti, e come dicevo, sperando insomma che nel futuro possano in qualche modo cercare di capire l'importanza del tagliamento, ma in generale insomma di questi sistemi fluviali così selvaggi. A proposito di cambiamenti climatici, come stanno variando le comunità vegetali del tagliamento? I cambiamenti climatici
portano a grosse modifiche delle comunità, perché, come dicevo, ci sono dei periodi ben più lunghi di siccità, ad esempio durante l'estate, e allora qui ci sono alcune specie che vanno in sofferenza rispetto ad altre, rispetto a qualche decennio fa, così come al contrario poi dopo le piene tendono a rendere sempre più giovane la vegetazione, perché queste isole del tagliamento vengono spesso obliterate proprio dalle piene. Ma c'è un altro fenomeno di cui volevo parlare, che è collegato ed è anche amplificato dai cambiamenti climatici e dalla tropicalizzazione del clima, cioè un aumento di temperatura e che in particolare poi anche cambiamenti di regime geometrici, e cioè il fatto che soprattutto lungo sistemi dinamici come il tagliamento aumentano quelle che vengono definite le specie aliene, che alcune di queste vengono definite come specie aliene invasive. Allora, specie aliene non sono specie che arrivano da un altro pianeta, però sono specie, parliamo di specie animali e vegetali. Per le specie animali forse è più semplice che la gente possa aver già avuto un contatto, un'idea di che cosa stiamo parlando. Cioè, se vi parlo della nutria, vi parlo della zanzara tigre, sappiamo tutti che sono specie che sono arrivate negli ultimi decenni da noi, da altri paesi. La stessa cosa vale anche per le piante. Magari è un fenomeno meno visibile, ma dovete immaginare che le piante sono il cibo per gli animali e quindi il sostegno per tutta la biodiversità. E quindi se cambiano le piante, con piante che arrivano da altre aree, queste cose, questo meccanismo, questo processo ha un effetto poi su tutto il resto della biodiversità. E il tagliamento purtroppo è un terreno in cui queste specie che arrivano trovano una maggior facilità, proprio perché per la sua dinamicità, cioè il fatto di cambiare molto spesso. Alcune di queste specie che arrivano da altri continenti sul tagliamento trovano giovamento, cioè non giovamento, ma trovano una maggior possibilità di colonizzare nuove aree. E questa cosa, durante i nostri workshop, che durano, come ho detto, da più di 10 anni, è un fenomeno che sta aumentando, si sta velocizzando, probabilmente in funzione del cambiamento climatico che sta favorendo alcune specie. Noi abbiamo rilevato ad Amaro, ad esempio, le barre fluviali di Amaro, e fino a 5 anni fa queste barre erano praticamente senza specie aliene invasive, e dopo, da 5 anni, poi abbiamo cominciato a trovare i primi individui e di alcune di queste specie, e anche di un aumento della frequenza di questi ritrovamenti. Quindi capite come due asse della biodiversità, come le specie aliene invasive da una parte, cambiamenti climatici dall'altra, in realtà non sono separati, non sono separabili, interagiscono tra di loro, e anche qui di nuovo solo un ecosistema integro può in qualche modo mitigare questi cambiamenti. Avete ascoltato Un fiume di storie, racconti da e per il tagliamento, un podcast a cura di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Ospite Francesco Boscutti. Regia, voce e suono Elisa Baioni. Brano musicale Tagliamento di Paolo Forte. Un fiume di storie fa parte di Percorsi intrecciati sul tagliamento, un progetto dedicato al fiume e a chi lo vive. È finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Sono partner IGB, Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries di Berlino, Ecomuseo delle Acque del Gemonese, CEVI, Centro di Volontariato Internazionale, ISIS Solari di Tolmezzo, ISIS Enrico Mattei di Latisana Lignano Sabbiadoro, Associazione Menti Libere di Lignano e FIAB Friuli Venezia Giulia.